Buonasera a tutti, signore e signori, benvenuti e benvenute alla Biblioteca Provinciale qui presso il Centro Trevi per la nostra nuova iniziativa. Ringrazio tantissimo innanzitutto Luca Fregona che è qui con noi, eccolo lì. Da qualche anno collaboriamo insomma, in alcune situazioni, soprattutto è stato molto appassionante il lavoro che ha fatto nella ricerca, ecco, che poi ha dato luogo al libro Soldati di Ventura, che ha visto anche un po' la biblioteca coinvolta e ci siamo appassionati anche nelle varie interviste. Da allora Luca ci ha fatto scoprire degli aspetti della storia moderna e contemporanea che sono narrabili, sono affascinanti e invogliano anche le persone a leggere, quindi è uno stimolo ulteriore per una biblioteca nell'indicare dei percorsi nuovi e che riguardano la nostra storia più recente. Sempre per merito di Luca abbiamo avuto anche l'occasione di avere con noi questa sera Gianni Oliva, che ci presenta il nuovo libro, appunto La Bella Morte, gli uomini e le donne che scelsero la Repubblica Sociale Italiana, un argomento chiaramente molto controverso, umanamente difficilissimo da giustificare, da indagare e da conoscere, però nello stesso tempo riguarda storie di persone e un aspetto della nostra nazione, forse molto controverso, che ha creato e crea ancora oggi delle spaccature, delle incomprensioni e anche delle recriminazioni. Ci si può comprendere, si può capire? Ecco, questo è un discorso molto lungo e difficile da affrontare, ma lo ascoltiamo dalle parole direttamente del professor Gianni Oliva, che ricordo è un docente universitario, quindi ha anche una preparazione molto profonda e scientificamente, diciamo, ben preparata anche su questi temi da un punto di vista storiografico. Ringrazio tantissimo anche Alberto Faustini che è qui con noi, che ci vuole aiutare in questa promozione e soprattutto tenere a battesimo una serata come questa che è significativa perché la biblioteca riapre i battenti e soprattutto ha, come vedete, potuto accogliere le persone ma con delle limitazioni. Vi ringrazio per la pazienza che avete e la collaborazione che avete dimostrato in questa occasione. Non è semplice registrarsi, non è semplice aspettare di avere un posto assegnato, eccetera, eccetera. E piano piano entreremo anche in questo ordine di idee, diventerà tutto forse più facile, finché poi lo racconteremo e diventerà una storia anche questa, forse prima o poi da narrare. Benissimo, io non mi dilungo, vi lascio con i nostri ospiti che ringrazio ancora nuovamente e la biblioteca, ricordo, è aperta al pubblico con le varie limitazioni e ha la possibilità di realizzare queste iniziative che vengono anche registrate in streaming, quindi una diretta se qualcuno non potesse partecipare, ma può anche rivederle perché saranno poi così fruibili sulle piattaforme social. Grazie ancora e buona serata. Faccio toccare a te così. No, ho sbagliato. Buonasera, no, pensavo dicessi Valeria, grazie cara direttrice per l'introduzione, pensavo dicessi ringraziamo Gianni Oliva, Luca Fregona perché ha costruito il direttore a venire, no? Perché deve sapere Gianni che non me l'ha chiesto, capito? No, mi ha detto, tu ti ricordi, vero che c'è il professor Oliva che viene a Bolzano, che lo presenti tu? Io ho detto, stai giocando un po' sulla memoria, che ti ricordi, ma quando me ne hai parlato? Cioè, in tutti i casi mi ricordavo e sono molto lieto anche perché in realtà... il docente di storia delle istituzioni militari ci racconta una storia che è una storia che già nell'introduzione compare come grigia, perché è una storia, adesso guardo un po' le generazioni che ci sono in sala, però immagino che sia una storia che comunque tutti noi abbiamo incrociato, qualche parente, qualche nonno, qualche bisnonno, qualche genitore che ha vissuto, cioè proprio abitato quella zona grigia. La zona dell'indecisione, la zona dell'Italia che stava su 3 o 4 fronti, perché probabilmente non c'erano solo quelli visibili, ma c'erano anche quelli invisibili. Lui ci racconta il fronte del quale non vogliamo parlare mai, cioè quello della Repubblica Sociale Italiana, quello che è il fronte volutamente dimenticato, non solo perché la storia la scrivono i vincitori dappertutto, ma anche perché
È una storia rinnegata, è rinnegata sia da chi l'ha vissuto, salvo qualche caso anche importante, insomma, di qualcuno che poi ha costruito persino la carriera politica, insomma, su quell'adesione, però sono storie, tra virgolette, minori rispetto invece a una grande storia italiana che è quasi scomparsa. E tra l'altro una storia vicina, perché se ci pensate Salò è a 2 passi, insomma, cioè quando noi ci affacciamo sul lago di Garda, Salò è lì, non è così distante da qui, c'è dentro il Settentrione che fece una scelta molto chiara da questo punto di vista, per cui c'è un pezzo della nostra storia, sicuramente nel libro sono citati anche un paio di passaggi altoatesini, ma sicuramente ci sono state molte contaminazioni anche fra questi luoghi e la Repubblica Sociale Italiana, però dicevo è una storia che abbiamo dentro un po' tutti, perché io penso che nelle vicende davvero familiari di ognuno di noi ci siano delle domande rimaste senza risposte. Io stesso, per dire, uno dei 2 nonni con i quali sono riuscito a parlare, io facevo interviste già quando avevo 7-8 anni ed ero un nipote abbastanza, come dire, direi insopportabile, nel senso che andavo a svegliare mio nonno alle 5 di mattina per fargli delle domande, non deve essere stato piacevolissimo per lui, ma da un nonno in particolare, quello che svegliavo alle 5 di mattina, non avevo risposte. E dall'altro ne ho avute alcune in più, ma la cosa divertente è che la risposta era sempre io non c'ero, no? Non aveva aderito a nulla. Però ti racconto questo, professore, per introdurti, perché questo mio secondo nonno, maresciallo dei Carabinieri, nel 1943 sparisce, ma sparisce proprio, cioè si dà alla macchia, non aderisce a nulla, per cui non resta né dove era prima né va nella Repubblica Sociale, ma la cosa più divertente è che finita la guerra torna a fare il maresciallo dei Carabinieri come se niente fosse, no? E questa è l'altra pagina che spesso non emerge, no? Dove sono finiti, cosa hanno fatto dopo, quando sono tornati. Ed ecco che allora, insomma, accendere un riflettore importante come quello che accende il professore Oliva su quei 2 anni in realtà, perché stiamo parlando di una stagione brevissima ma intensissima. Però la prima cosa che ti chiedo, professore, è di giustificare questo titolo, perché per quanto uno cerchi un po' la provocazione, un po' il sogno, perché c'è dentro tutto, perché ovviamente chi aderisce in quel momento alla Repubblica Sociale resta anche un sognatore, anche in quella zona grigia che tu descrivi, perché comunque fa una scelta che è una scelta di continuità. Oggi ci sembra una scelta di grande discontinuità, ma in quel momento seguire il Duce non era una cosa così poi esotica e strana. Ecco però la bella morte, secondo te già sapevano che sarebbe stata bella, già sapevano che ne valeva la pena? Perché è un titolo davvero, anche rispetto agli altri tuoi belli tosti, perché si ammazza troppo poco, insomma, alcuni si vedono, cioè, i tuoi titoli sono sempre belli hard. Sì, però intanto grazie a tutti quelli che sono venuti, a chi ha voluto organizzare, al direttore che vedo a letto pagina per pagina perché è pieno di fogliettini. Allora, perché il titolo? Il titolo è mutuato da un titolo di un libro di Carlo Mazzantini, che era un volontario di Salò, intitolato A cercare la bella morte, perché uno dei miti fascisti era quello di morire bene, morire in piedi. Era un mito militarista, nel senso che era un mito, morire in piedi era totalmente astratto dai principi per i quali, dai valori per i quali si moriva. Era un mito combattentistico che era stato, credo, il mito originario della legione straniera francese già nell'Ottocento, l'hanno ripreso gli arditi della Prima Guerra Mondiale, i paracadutisti di Al-Alamein, lo riprendono anche i repubblichini che hanno la consapevolezza, o almeno l'intuizione, se no, forse è meglio dire l'intuizione, che la guerra ormai va in un certo modo. Siamo nell'autunno del 43 quando vengono fatte queste scelte. Nell'autunno del 43 c'è già stato il 42, cioè era la Main da una parte, Stalingrado dall'altra, c'è stato lo sbarco in Sicilia, si sta preparando un secondo sbarco, anche se nessuno sa ancora dove effettivamente arriverà, per cui l'idea che la guerra stia andando in una certa direzione è abbastanza diffusa. Anche tra i soldati, secondo te, anche tra i civili, perché un dubbio resta, no, su questo, su quanto fosse noto a tutti il destino. Allora, noto no, nel senso che quando parliamo di tutti questi argomenti dobbiamo tenere conto dello stato psicologico di coloro che hanno scelto. Cioè noi sappiamo come è andata a finire,
ma i nostri nonni o i nostri genitori all'8 settembre del 43 non sapevano cosa stava succedendo. Scegliere di andare nella Repubblica Sociale, oppure di andare in montagna, oppure di stare nascosto in cantina, era una scelta che si faceva totalmente al buio. Mi ha colpito, una volta ho fatto un intervento di questo genere a Savona, si è alzata una signora che era la figlia del comandante della Capitaneria di Porto di Savona, e diceva: ma mio padre ha ricevuto da Supermarina, cioè dallo Stato Maggiore della Marina, la sera dell'8 settembre l'indicazione di mettere entro 3 ore tutte le navi in mare, quelle che non riusciva a mettere in mare farle saltare nel porto. Cioè, ma qual è il peso per uno che è responsabile della Capitaneria di Porto di far saltare le navi, e se quel messaggio fosse un messaggio infiltrato dal nemico, se fosse stato mal interpretato, se fosse una fake news come si dice adesso? Cioè, erano delle decisioni immense da fare in un momento in cui lo Stato non c'era. Perché noi possiamo lamentarci dello Stato, però sappiamo quando al mattino ci alziamo, andiamo a prendere il giornale, abbiamo le notizie di cosa è successo, accendiamo la televisione, c'è il sindaco, c'è il maresciallo dei carabinieri, ci sono i vigili urbani, i presidi o gli insegnanti a scuola. Il 9 settembre non c'è più nulla di tutto questo, perché il re scappa, e il grave non è che sia scappato, è ovvio che un capo di Stato cerca di non farsi prendere prigioniero. Il grave è che sia scappato senza lasciare nessuna indicazione né ai soldati né al paese. Quella è come dire. E non solo lui, perché tu scrivi anche Badoglio, non dai indicazioni, no? Cioè, tu raccontaci un po' quei giorni, perché tu li hai ricostruiti molto bene. Ma io credo che c'è una parabola che inizia il 25 luglio e finisce l'8 settembre. Il 25 luglio il re esce dal fascismo, ma non esce dalla guerra fascista. E De Gasperi, quindi un vostro quasi concittadino, aveva appunto teorizzato, dice: il re è uscito dal fascismo che porta onore, adesso c'è da uscire dalla guerra fascista che porta disonore, lasciamo che lo faccia lui. Era per frenare come dire, il movimento antifascista organizzato che voleva prendere il potere subito. Il re perché non esce dalla guerra fascista? Perché se fosse uscito dalla guerra fascista il 25 luglio avrebbe dovuto accettare la resa incondizionata, che voleva dire fine di quel regime, di quel capo di quella monarchia, di quella dinastia, di quel gruppo dirigente. Vuole arrivare ad un armistizio, dove c'è uno che vince e uno che perde, ma si firma, e firmandolo in due ci si riconosce. E difatti riesce nel suo intento, perché il 3 settembre a Cassibile viene firmato un armistizio che permette al re di continuare ad essere re, a Badoglio di continuare ad essere capo del governo. Il problema è che i tedeschi in quei 45 giorni, in cui sanno benissimo che gli italiani stanno per tradire, tra virgolette, ma dal loro punto di vista tradire era, si preparano per il giorno in cui l'armistizio verrà annunciato e fanno venire in Italia tutte le truppe che riescono a stornare da altri fronti, le dispongono nei punti strategici. Per dominare un territorio non bisogna dominare ogni chilometro quadrato, bisogna controllare i ponti, le ferrovie, i depositi di carburante, i sistemi i luoghi di trasmissione e quant'altro. E tutti i soldati tedeschi sanno perfettamente che cosa fare il giorno in cui l'armistizio sarà annunciato. L'esercito italiano ha un'unica indicazione, la circolare 44 OP, dove OP stava per ordine pubblico, in un tentativo estremo di mascherare l'informazione, in cui si diceva: in caso di rivolgimenti l'esercito italiano reagirà contro gli attacchi da qualsiasi parte essi vengano. Non si diceva stiamo firmando l'armistizio quindi spariamo contro i tedeschi. C'era questa formula opaca, ma c'era un'aggiunta e diceva: si reagirà qualora si sia verificato trattarsi di attacco generale e non locale. Tradotto vuol dire che se io comando una caserma di Bolzano e i tedeschi mi impongono di consegnare le armi, dico aspetta un momento, faccio una telefonata, verifico cosa succede a Milano, che so, a Padova, a Trento, se anche lì hanno le stesse imposizioni reagisco. Però nel frattempo i tedeschi hanno già arrestato tutti, li hanno già messi sui vagoni e portati in Germania. Come dire, il riassunto più bello l'ha fatto Umberto Sordi in quel film Tutti a casa, no? In cui giovane tenente entusiasta Alberto Sordi telefona al colonnello e dice: colonnello, è capitata una cosa incredibile, gli americani e i tedeschi si sono alleati perché ci sparano addosso tutte e due, che dà l'idea del disastro di quei giorni.
Ora, in quel momento, allearsi con gli inglesi e gli americani, dopo che avevamo fatto la guerra agli inglesi e agli americani, per qualcuno, soprattutto per quelli più giovani, suona come un tradimento, perché gli italiani, non so se l'anno scorso, il 10 giugno, ricorreva gli 80 anni della dichiarazione di guerra di Mussolini. Molti telegiornali, credo quasi tutti, hanno riproposto gli spezzoni dall'Istituto Luce col discorso di Mussolini da Palazzo Venezia, quando dice testualmente: la dichiarazione di guerra è già stata presentata agli ambasciatori di Francia e di Gran Bretagna, la piazza esulta in delirio, come se Cristiano Ronaldo avesse segnato in rovesciata. Siamo juventini tutti e due, abbiamo scoperto. Sì, però purtroppo la rovesciata la fece contro. Contro di noi, vabbè, pazienza, però era una bella rovesciata. Sì, se l'ho dimenticato. Ecco, il problema è che non era una piazza di fascisti precettati, perché quel discorso è stato trasmesso dagli altoparlanti dell'EIAR, la RAI del tempo, in tutte le piazze d'Italia. E a reagire in quel modo erano i nostri genitori, i nostri nonni, cioè una generazione che era stata educata ai valori della guerra. Ora, non deve stupire che una generazione educata ai valori della guerra, nel momento in cui si consuma quello che alcuni più giovani percepiscono come un tradimento, decida di andare dall'altra parte. Ora, fare un'analisi di questo genere non vuol dire assolvere la Repubblica Sociale. Cioè, un conto sono le responsabilità storiche dei progetti, un conto sono le scelte delle persone, ma lo diceva Italo Calvino, che ha fatto il partigiano garibaldino dal dicembre del 43. Parole crude, quelle che riporti anche nel libro di Calvino. Nei sentieri di Nidi di Ragno dice: la rabbia che ci fa sparare con speranza di riscatto è la stessa che fa sparare i fascisti. E allora dove sta la differenza? E si risponde: la differenza è che noi nella storia siamo dalla parte della ragione, loro dalla parte del torto. Sono due piani diversi. Questo libro della Repubblica Sociale si dice quello che la storiografia ha consolidato. No, infatti è un libro molto lineare, non è un libro che fa il tifo per una versione o per l'altra. Non è certo Tu, dato che adesso viene fuori appunto l'adesione, uno si interroga sui numeri, tu scrivi: al di là delle quantificazioni emerge tuttavia in un elemento incontrovertibile: i volontari di Salò non possono essere liquidati come un fenomeno residuale. Però hai provato a fare dei numeri? Allora, ci sono dei numeri molto vari, perché nessuno in realtà aveva una contabilità precisa al tempo, e tutti quelli che proponevano dei numeri avevano degli interessi a gonfiarli, per cui se uno sta ai numeri che propone Alessandro Pavolini, che era il segretario del Partito Nazionale Fascista, c'erano 800.000 uomini in armi nella Repubblica di Salò. Se si valuta invece una cifra più attendibile, rispetto alla quale ci sono dei riscontri, nel dicembre, cioè nei primi 3 mesi, ci sono circa 120-130.000 giovani che aderiscono a Salò. Secondo Giorgio Bocca, in quello stesso periodo i partigiani erano 18.000, quindi vuol dire che c'era un rapporto quasi da 1 a 10, ma non deve stupire, nel senso che l'Italia era un paese che era stato fascista per 20 anni. Non è che il regime sia arrivato per l'occupazione tedesca, come è capitato in Francia, e dove poi c'è stato il maresciallo Pétain che ha fatto il collaborazionista. L'Italia, il fascismo, a volte ci scordiamo che è arrivato qualche annetto prima il fascismo del nazismo, no? Cioè, questo dettaglio ci sfugge, no? A volte, insomma, la differenza fra il 22 e il 33. Uno si immagina però Mussolini ha le idee chiare, invece tu dici Mussolini è prigioniero di se stesso. Sembra un po' una barca alla deriva, leggendo il tuo libro. Ma io credo che Mussolini sia, nel settembre del 43, un uomo finito, che ha la consapevolezza razionale di essere finito. Mussolini viene arrestato all'uscita da Villa Savoia il 25 luglio, fatto sparire in modo un po' convulso, perché avevano coloro che hanno fatto il colpo di Stato reale, come si è detto, del 25 luglio, la consapevolezza che il fascismo esisteva finché esisteva Mussolini, e quindi se si volevano evitare reazioni bisognava prima di tutto far sparire Mussolini, perché c'erano comunque 24 milioni di italiani che avevano la tessera del partito. I tedeschi, per esempio, erano convinti che ci sarebbe stata un qualche cosa alla notizia dell'arresto di Mussolini. Von Mackensen, che era l'ambasciatore tedesco a Roma, scrive nel suo diario: la sera del 25 luglio sono rimasto fino alle 3 di notte in ambasciata
convinto che arrivassero torme di fascisti a chiederci indicazioni su cosa fare. È arrivato solo Farinacci a chiedere un posto sul primo aereo in partenza per la Germania. E quando Hitler rivedrà Mussolini a Rastenburg gli dirà: ma cos'era questo fascismo che si è sciolto come neve al sole? Quindi c'era la consapevolezza che Mussolini rappresentava il fascismo e se non si volevano reazioni bisognava farlo sparire. Però non avevano studiato una strategia particolare di nascondiglio, per cui prima lo portano in una caserma dei carabinieri sul Lungotevere, dove però tutti lo riconoscono, anche perché Mussolini era il volto di gran lunga più noto di tutte, c'era in tutti gli uffici, in tutte le piazze e quant'altro. Allora lo portano a Ponza, ma a Ponza scoprono durante il viaggio che a Ponza sono arrivati 300 soldati tedeschi il giorno prima. Allora lo spostano a Ventotene, dove però ci sono degli antifascisti prigionieri. Uno di questi è Pietro Nenni. E immaginate lo sconvolgimento di questi prigionieri antifascisti che si vedono arrivare prigioniero Mussolini che ha imprigionato loro. Capiscono più nulla di cosa sta succedendo. Dopo un po' anche si sa che è a Ventotene, allora lo spostano alla Maddalena. Dalla Maddalena lo spostano sul Gran Sasso. E sul Gran Sasso i carabinieri e i poliziotti, le guardie che sono di servizio non ricevono nessun ordine. Quando il re scappa non è che dà ordine di eliminare Mussolini piuttosto che farlo cadere in mano tedesca. Non dà nessun ordine, tant'è che quando viene catturato, viene liberato dai tedeschi, non si spara un colpo. Posso raccontare un aneddoto divertente su questa vicenda? Me l'ha raccontata Sergio Zavoli diversi anni fa. Zavoli dice che è andato a intervistare Skorzeny. Skorzeny è il comandante tedesco che ha liberato Mussolini, no? Che era un uomo alto, corpacciuto, tronfio, che parlava con disprezzo dei carabinieri che non hanno reagito, niente. E c'era lì a tavola anche la moglie, che era molto giovane, una tedesca molto bella, molto più giovane di Skorzeny, e c'erano i cameraman di Zavoli. A un certo punto questa donna va a dormire e uno dei cameraman si alza dal tavolo, va anche lì e Skorzeny continua a stare lì un paio d'ore a parlare, bere, fumare. Poi vanno tutti in camera, nelle camere, e Zavoli vede che c'è questo suo cameraman che sguscia via dalla stanza di Skorzeny. Allora il padre dice: ma cosa hai fatto? Dice: sono andato a vendicare i carabinieri. Mi sembra un bel gesto. A proposito di vendetta, perché per molto tempo, insomma, abbiamo detto che siamo rimasti nella zona grigia, tu spieghi anche già in introduzione che si deve a Violante e a Ciampi, insomma, un Presidente della Camera, un Presidente della Repubblica, il merito comunque di aver aperto uno squarcio di luce su questo grigio. Beh sì, perché quando nel 1996 Luciano Violante è stato eletto Presidente della Camera, nel discorso inaugurale ha fatto riferimento ai ragazzi di Salò, cioè a quelli che sono andati volontari nella Repubblica Sociale e alla necessità di riconsiderarli nella storia italiana. Ora, è stata una dichiarazione che all'epoca ha suscitato scandalo nella sinistra, nel Partito Democratico di Sinistra, credo fosse la sigla allora del partito di Violante. In realtà credo che avesse profondamente ragione, perché nella nostra storia repubblicana i ragazzi di Salò sono quelli che hanno incarnato il male. Quando si pensava ai fascisti, si pensava a quelli di Salò, che poi avevano 17-18 anni. E questo ha permesso di assolvere tutti quelli che fascisti lo erano stati nel ventennio, che avevano accumulato ricchezze, carriere, prestigio, denaro e che sono finiti nella soluzione complessiva. E sono rimasti invece come esempio del male assoluto quelli che sono andati a combattere volontari a Salò. Ora questo non assolve Salò dalla responsabilità grossa di avere scatenato la guerra civile. Se non ci fosse stata la Repubblica Sociale, in Italia avremmo avuto una resistenza intanto più limitata come numeri e caratterizzata come guerra di liberazione contro i tedeschi occupanti. Forse avrebbe avuto il carattere del maquis francese, no? Della guerriglia nelle retrovie, perché poi i fronti d'Italia non è che lo tenesse la resistenza, lo tenevano gli inglesi e gli americani sulla linea Gustav prima e sulla linea gotica poi. Quindi Salò si porta dietro questa responsabilità grossa. E guerra civile vuol dire una guerra che ha un tasso di esasperazione della violenza superiore alla guerra normale. Cioè, la guerra normale è una guerra dove l'altro è uno straniero da cacciare
nella guerra civile, l'altro è un traditore che non ha diritto di cittadinanza nel nuovo Stato, per cui c'è una brutalità molto maggiore che attraversa, nel caso di quell'epoca, le famiglie. Il fatto che tu avessi dei nonni, un nonno reticente, non so se era un reticente perché aveva fatto... purtroppo non so nemmeno io, le era andato interviste sono andate a vuoto. ma la reticenza diffusa rispetto a quel periodo nasce anche da una... Tra l'altro ha anche coinvolto dei personaggi di primo piano. Io sto preparando un libro nuovo su Coltano. Coltano è un paese vicino a Pisa, dove nel aprile del 1945 gli inglesi e gli americani hanno costruito un campo di prigionia per militari di Salò, combattenti di Salò arrestati. Ma in quel campo c'era Dario Fo, che era volontario nelle Brigate Nere, c'era Raimondo Vianello, Walter Chiari, Enrico Ameri, quello di tutto il calcio minuto per minuto, c'era Mario De Mauro, giornalista assassinato nel 70 dalla mafia, c'era Mirko Tremaglia, c'era tutta gente che ha fatto alcuni di questi la storia dello spettacolo della televisione italiana. Non è che li possiamo incolpare per le cose che hanno pensato o detto quando avevano 20 anni, è che siamo un paese che non ha fatto i conti col passato. Noi siamo un paese, ancora oggi, se guardi certe polemiche che vengono fuori sulle foibe, come si fa a litigare sulle foibe 80 anni dopo? Dovrebbe essere parte della storia nazionale, cioè non possiamo negare che ci sono state, non possiamo negare che c'è stata l'occupazione italiana della Jugoslavia prima, cioè la storia è fatta di cose che dopo 80 anni dovrebbero essere rielaborate. Il nostro limite credo sia nato dal fatto che nel 1945 noi eravamo un paese che la guerra l'aveva persa, però abbiamo fatto finta di averla vinta. Quando mai a scuola ci hanno detto che abbiamo perso la guerra, no? Ci ha sempre spiegato il 25 aprile, l'insurrezione, le manifestazioni partigiane. Invece c'è un modo scientifico per capire se un paese ha vinto la guerra o l'ha persa. Guardi la cartina prima e dopo la guerra. Se sei ingrandito vuol dire che ha vinto, se sei rimpicciolito vuol dire che ha perso, no? Il confine nord-orientale è stato profondamente cambiato. Dalle mie parti, io sono di Torino, nel nord-ovest è cambiato nel senso che abbiamo perso un po' di pascoli di alta montagna, perché prima il displuvio era il frontiere era sul displuvio verso la Francia e si è spostato verso l'Italia. Qui dalle vostre parti non so come sia andata, però è indubbio che siamo un paese che la guerra ha persa. Abbiamo fatto finta di averla vinta e abbiamo immaginato che il fascismo fosse un regime che ha tenuto il paese insieme col filo di ferro della repressione. Invece no. Il fascismo è stato un regime che ha goduto di un enorme consenso di massa. Anche perché il 28 ottobre del 22 arrivarono in treno, dico sempre io, non è che sono arrivati con i treni, certo. Arrivarono tranquilli in treno, no? Fu una marcia in un'Italia che aspettava questa marcia. È che Mussolini, credo, abbia avuto sia il primo uomo politico in Europa, non solo in Italia, che ha capito una cosa, che con la Prima Guerra Mondiale cambiava il mondo. Il mondo è cambiato molto più per la Prima Guerra Mondiale che non per la Seconda. La Seconda ha cambiato i regimi e i confini. Il primo ha cambiato il modo di vivere. Ha fatto, per esempio, nascere una cosa che non c'era prima, l'opinione pubblica. Perché nella Prima Guerra Mondiale l'Italia ha mobilitato 5.200.000 uomini. Nelle guerre del Risorgimento l'esercito sardo piemontese ne aveva 100.000. 5.200.000 soldati mobilitati vuol dire che non c'era più una famiglia. Da Bolzano, no, da Bolzano no perché era ancora Austria, ma dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, alla Calabria che non avesse al fronte qualcuno, un padre, un figlio, un fratello, un amico, un vicino di casa. E allora la gente voleva sapere perché si combatte, dove, come si chiamano i comandanti, i luoghi delle battaglie. Questa è l'opinione pubblica. E tu scrivi una cosa a proposito di questo, molto interessante, cioè tu dici a un certo punto che il fascismo muore nelle coscienze prima che nelle istituzioni. Allora volevo capire, uno, appunto le istituzioni come vanno avanti, e l'altro il tema delle coscienze, perché non è il nostro forte la coscienza, no? No, la coscienza è molto approssimativa, perché quando Mussolini intuisce che c'è questo nuovo soggetto, capisce che per imporre un regime autoritario non basta la violenza, come nei regimi bonapartisti dell'Ottocento, bisogna conquistare l'opinione pubblica e inventa il modello di totalitarismo, quello che poi Hitler esaspera in Germania e Stalin in Unione Sovietica, anche se con obiettivi diversi, e cioè controllare la formazione e controllare l'informazione. Controllare la formazione vuol dire controllare l'educazione dei giovani.
nostri nonni erano figli della lupa, avanguardisti, giovani italiani, non erano allievi della terza B o della quarta A. E l'informazione va da sé, ognuno di noi cosa controlla da solo, cosa capita nella sua scala, nel suo ufficio. Ciò che capita a 100 metri più in là è un'informazione che si riceve. Se si mette sotto controllo l'informazione, si fa sapere ciò che si vuole, si tace, ciò che non si vuole si sappia, non c'è neanche bisogno di raccontare le balle, sono le fake news di oggi. Ecco, ma per fare tutto questo Mussolini non può mica averlo fatto da solo, c'è tutta la classe dirigente, i professori universitari, i compilatori dei manuali scolastici, i giornalisti, i vertici della magistratura, i vertici delle forze armate, i grandi poteri economico-finanziari, c'è tutta una classe dirigente che si è schierata col fascismo. Guarda, c'è un esempio particolare. Nel 1931 Mussolini obbliga i professori universitari a giurare fedeltà al regime. 13 hanno il coraggio di non fare il giuramento. Tutti i nostri manuali scolastici ricordano quei 13, giustamente perché sono esempi di eroismo. Ma quanti erano gli Ma altri? erano 1848 i professori quell'anno. Se 13 hanno detto di no, 1835, cioè il 99,9, hanno detto di sì. Se io parlo solo dei 13, gli studenti dicono Madonna che accademia antifascista avevamo. Se gli racconto il numero complessivo si capisce dove era schierata la classe dirigente. È questo che non è stato fatto come conti col passato. Non è un problema di epurazione, sai, l'epurazione è un lusso. La rivoluzione francese ha potuto tagliare tante teste, poi c'è stato il periodo napoleonico splendido, perché c'era una classe pronta borghese a sostituire quella vecchia aristocratica esaurita. In altri contesti non è così. E guardate cosa è successo in Iraq. Si è eliminata la classe dirigente di Saddam Hussein, quella classe dirigente ha dato vita all'ISIS. Guardate la Libia. Si stava molto meglio quando c'era il feroce dittatore Gheddafi, immagino, che non oggi. Ma guardate la situazione italiana. Quando nel 92-94 con Tangentopoli si è estinta una classe dirigente democristiana e socialista, si è aperta una fase in cui siamo sempre in fase di transizione, ancora 30 anni dopo, perché non ce n'era una di ricambio. Allora, questo per dire che il problema non era nel 1945 fare processi e tagliare teste o fucilare persone. Il problema era riflettere sul perché l'Italia era arrivata a quel punto. Invece la rielaborazione, tutta colpa di Mussolini e del re, eliminato uno in Piazzale Loreto e l'altro col referendum, i conti col passato erano fatti. Tutta la colpa e il male è di quei giovani che sono andati nella Repubblica Sociale e i conti col passato si sono chiusi. Ecco perché ancora oggi ci sono le polemiche. Ed è utile parlarne. E ti volevo chiedere un po' dei miti, perché parli di El Alamein, ne hai parlato anche prima, parli di Xmas, parli di Borghese, cioè, e i personaggi che ci sono nelle pieghe di quello che sta accadendo e anche alcuni dei miti che alimentano quei momenti. Sì, ma allora i miti nascono dal fatto che, e anche il fatto che i miti in quell'epoca si sovrappongono e si intreccino, nascono dal fatto che al vertice Mussolini è un personaggio che non ha più l'energia, la lucidità, la forza, probabilmente neanche la voglia di comandare effettivamente. Mussolini viene portato a Salò per volontà di Hitler, non per volontà dei militari tedeschi. I militari tedeschi non volevano la Repubblica Sociale, preferivano controllare il territorio occupandolo come avevano fatto nei Balcani. Il problema è che Hitler deve rendere conto all'opinione pubblica tedesca, perché prima l'ha spremuta per 6 anni. Guardate che Hitler arriva al potere nel 1933 con i voti, nessuno ha messo mai in dubbio. Elezioni regolari. Prende un paese con le pezze al fondo schiena, in 6 anni lo porta a reggere per altri 5 anni la sfida col mondo. Vuol dire che deve aver spremuto l'economia tedesca e l'energia dei tedeschi in un modo esasperante. Poi cerca di fare delle conquiste per utilizzare manodopera e risorse della Polonia, della Francia, dei Balcani, della Russia, e per 2 anni le cose vanno bene. Quando con Stalingrado e con El Alamein comincia la fase recessiva, ha di nuovo a che fare con un'opinione pubblica tedesca che riprende ad essere spremuta e per di più che è bombardata a tappeto. Quando si va in Germania sono poche le città che hanno ancora un centro storico intero visitabile, no? Perché è stata spianata molto più dall'Italia, molto più delle grandi città italiane. Ecco, in quella situazione di sconforto, riuscire a prendere il principale alleato, liberarlo dai traditori, riportarlo al potere, era un enorme colpo propagandistico
interno all'opinione pubblica tedesca. Questa è la ragione. E non è che a Mussolini è stato chiesto se era d'accordo o meno, è stato mandato in una situazione psicologica di sconfitto. C'è una lettera, nel periodo di Salò, Mussolini e la Petacci si sono scambiati un sacco di lettere con l'impegno di distruggerle. E Mussolini ha distrutto tutte quelle della Petacci, la Petacci ha tenuto quelle di Mussolini, che adesso sono all'Archivio di Stato a Roma. In una, a un certo punto le dice: se il 25 luglio mi avessero portato a Londra e impiccato alla Tower, per il mondo e per la storia sarei sempre il duce. Sono ancora vivo e sono diventato nessuno. Quindi c'era la consapevolezza. E questo lo porta ad lasciare che il suo cerchio magico, chiamiamolo così come si usa oggi, facciano ognuno una guerra diversa. Pavolini, segretario del partito, voleva che l'esercito fosse fatto solo di fascisti iscritti e convinti, quindi volontari, brigate nere. Renato Ricci voleva che fosse fatto solo di forze dell'ordine, Guardia Nazionale Repubblicana, ex carabinieri, ex poliziotti, ex polizia dell'Africa italiana. Graziani voleva invece che fosse fatta di coscritti, bandi di arruolamento. Giunio Valerio Borghese fa la guerra per conto suo e con la 10ª MAS. Poi ci sono delle bande, la banda Pollastrini, la banda Koch, che sono molto più sul versante della delinquenza comune che non della presa di posizione politica. Ma immaginare un paese in guerra che ha 5-6 indirizzi militari diversi è chiaro che è un paese che non esiste soltanto sulla carta. E quindi sono tutti quei miti di cui parlavi, che si ripropongono nelle varie connotazioni di quelle forze armate. Come dire, nell'animo di chi sceglie probabilmente no. In fondo quei ragazzi che hanno studiato per 20 anni, che sono usciti da quella scuola, si sono sentiti dire che il massimo orgoglio di un uomo è morire anonimo per la grandezza della patria, che il massimo onore di una madre è sacrificare il figlio alla grandezza della patria, che la guerra è il momento in cui i popoli misurano la loro virilità e la loro freschezza, che l'Italia è erede delle legioni romane e deve affermare sui campi di battaglia del presente quella grandezza antica, che bisogna combattere fino allo stremo e morire in piedi, la bella morte appunto. Quando per 20 anni tutti gli insegnanti a scuola, tutte le letture dei sussidiari, tutti i podestà in piazza, tutti i giornali, spesso tutti i sacerdoti nelle omelie ti raccontano quello stesso messaggio, non possiamo stupirci se tanti sono andati a Salò. Citi tanti scrittori, mi colpisce quando parli di Bocca, che dice che il fascismo poi torna nelle province, che è anche un rapporto interessante fra città e province. Citi giustamente il partigiano Johnny di Fenoglio, insomma alcune pagine molto intense perché ti permettono di guardare da due punti di vista quello che sta accadendo. Citi poco Pansa solo in un passaggio all'inizio e mi ha un po' incuriosito questa cosa, perché proprio per capire anche, visto che la bibliografia è sconfinata alla fine, ci sono pagine e pagine per capire quanto ti sei documentato, non è tanto una domanda su Pansa, ma per capire: c'è qualcuno che la storia l'ha rivista o c'è qualcuno che l'ha solo raccontata? No, ma io cito tanti autori perché, tanti letterati, perché anche se contro i miei interessi professionali, ma sono convinto che la storia recente si capisce molto meglio leggendo i romanzi che non leggendo i saggi di storia. Perché lo storico contemporaneo è colui che rielabora la memoria di una generazione, che è fatta di esaltazioni e di rimozioni. Il letterato invece ha un rapporto spontaneo, diretto. Allora, se voi prendete il partigiano Johnny di Fenoglio o i sentieri e i nidi di ragno di Calvino, che erano entrambi partigiani, non è che stessero di là, trovate una resistenza fatta di sfumature, di contraddizioni. Non è manichea, tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. È diversissima dalla storiografia che ha imperato almeno sino alla fine degli anni 90, no? Dove si esaltava enormemente l'aspetto militare della resistenza. Dal punto di vista militare la resistenza non è che sia stata determinante. Ma guardate, è la memoria che lo dice. Se noi pensiamo al Risorgimento, pensiamo ai 1000 di Garibaldi, 5 giornate di Milano, Castelfidardo, Breccia di Porta Pia, sono tutte azioni offensive. Se passiamo alla Resistenza ci vengono in mente le Fosse Ardeatine, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e poi in ogni località gli eccidi che sono subiti. Cioè è la memoria del martirio e sta in questa differenza
la consapevolezza che dal punto di vista militare la resistenza non è stata determinante. È stata determinante, secondo me, sul piano morale. Guardate, c'è una poesia famosa attribuita a Brecht, anche se è stata scritta in realtà da un pastore tedesco, che non c'entra con la resistenza, ma la descrive benissimo. Hanno portato via gli ebrei e non hanno detto nulla perché non ero ebreo, hanno portato via i comunisti e non hanno detto nulla perché non ero comunista, hanno portato via i sindacalisti e non hanno detto nulla perché non ero un sindacalista, poi hanno portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Questa è la resistenza, no? E il valore che ha avuto. Però se sentite parlare del professor Oliva vi rendete conto che non è del tutto vero quello che ha detto, nel senso che lui è riuscito comunque a fare un romanzo storico. Non è un romanzo, è un libro di storia, però sei riuscito a dare al libro il ritmo del romanzo. Questo va detto, no? No, però sei riuscito a prendere il lettore per mano e a portarlo anche fra date, avvenimenti, però sempre con questo modo di scrivere. Stavo per dire giornalistico, ma non vorrei offendere. No, ma io faccio anche il giornalista, per cui mi fai... Guarda, io credo che ci sia la storia, deve essere consegnata dai libri che si mettono sul tavolino da notte e si continuano il giorno dopo. Perché se la storia è affidata solo a dei manuali, dove ci sono per ogni pagina 3 righe di testo e 25 righe di note, servono solo agli studenti che devono dare l'esame a 3 colleghi. Invece deve essere un racconto. Deve essere un racconto e bisogna scriverlo facendo capire attraverso la ricostruzione quello che è il giudizio, quello che è l'impressione. Da questo punto di vista Pansa ha avuto un grosso merito e un grosso limite. Il grosso merito di sollevare delle pagine rimosse, quello che cade alla fine della guerra, la resa dei conti. E quando mai, in quei 2 anni incredibili. ma quando mai le guerre civili finiscono a tarallucce e vino? È ovvio che nella guerra civile c'è il momento della resa dei conti. Il fatto che ci sia la resa dei conti non è che cancelli il valore di quello che c'è stato in quegli anni. E però è il limite di essere un giornalista, con tutto il rispetto, nel senso che il giornalista scrive cercando quello che colpisce di più l'attenzione del pubblico, la notizia. Lo storico deve fare una ricostruzione in cui si capisca perché succede qualcosa. Se uno legge Pansa, Sangue dei Vinti, insomma, il suo capolavoro, almeno dal punto di vista editoriale, certo, delle vendite, trova dei fatti che sono accaduti tutti. Chi gli contesta che è impreciso, ma insomma che i morti siano stati in quelle CD8 invece erano 9, non è che cambia la sostanza. Però non c'è mai una riga per capire come mai è successo. Ecco, è questo un po' il limite di Pansa, no? Che tra l'altro abbiamo avuto modo di parlarne perché in combinazione abbiamo avuto lo stesso professore con cui ci siamo laureati in tempi diversi, ma con Alessandro Galante Garrone, che era uno storico e anche un giornalista torinese. No? Torniamo al Piemonte. E lui diceva, no, ma io cosa è successo, perché è successo, ho già scritto in altri libri. Dico sì, però non funziona così, nel senso che di Sangue dei Vinti ha venduto 200.000-300.000 copie, finisce per diventare soltanto una statistica di efferatezze. Se racconti tutto, quello che è successo non è che giustifichi quello che succede alla fine, fai capire perché è accaduto. Ecco, l'altro grande problema della storiografia, secondo me, delle manipolazioni, è che spesso si usa quello che è capitato prima per giustificare ciò che è capitato dopo. Parlavamo di foibe prima. Non si può parlare di foibe se non si parla anche dell'occupazione italiana dei Balcani. Ma non si può usare l'occupazione italiana dei Balcani per giustificare le foibe, se no la storia sarebbe deterministica, è sempre giustificato tutto, no? Bisogna mettere insieme le cose per farle capire. Mi ero segnato un esempio di differenza fra lo storico e il giornalista. Per esempio Pansa non parlerebbe mai di Angelo Tarchi e del progetto ministeriale di socializzazione. Ti chiedo un passaggio perché queste sono proprio pagine che raramente si trovano nei libri romanzati, però ci sono progetti che passano da un ministero. Ma Mussolini nella Repubblica Sociale Italiana si circonda di uomini che non erano stati nel ventennio nei primi posti, o sono degli uomini che sono stati emarginati perché hanno fatto parte del primo squadrismo e quando il fascismo arriva al potere ha bisogno di normalizzarsi e quindi togliere i violenti, gli esagitati. Per esempio uno come Giovanni Preziosi, che verrà messo
a capo dell'ispettorato della razza, era un fanatico, un prete spretato, ma riconosciuto come fanatico da tutti, convinto che il mondo fosse rovinato dagli ebrei e dai massoni e che qualsiasi regime dovesse prima eliminare fisicamente tutti gli ebrei e tutti i massoni che c'erano in giro. Questi personaggi cercano di recuperare il fascismo delle origini. Il fascismo delle origini è un fascismo molto diverso da quello che poi si dipana durante il Ventennio. Tra l'altro, tra poco, il 9 di novembre, ricorrono i 100 anni della fondazione del Partito Nazionale Fascista. Se uno va a leggere il programma del Partito Nazionale Fascista e lo confronta con quello che nel gennaio del 21 ha fatto il Partito Comunista d'Italia, non è che siano poi tanto diversi. Per esempio, un punto del Partito Fascista è requisire il 90% dei profitti di guerra. È una presa di posizione da socialismo reale, no? Bene, la socializzazione del resto la storia di Mussolini era quella, no? Certo, no? La socializzazione litarchi è quella di individuare una terza via tra la nazionalizzazione del bolscevismo e la privatizzazione del mondo capitalistico, e cioè immaginare una forma di gestione delle imprese dove dei comitati in cui c'è la rappresentanza dei padroni, dei proprietari, ma anche dei dipendenti, dei dirigenti, dei tecnici e della manodopera, gestiscano insieme l'azienda. Il problema è che nel 1943-45 quel disegno lì non aveva nessuna possibilità di realizzarsi. Chi comandava nell'Italia di Salò erano i tedeschi, e i tedeschi avevano un'organizzazione sul territorio particolare, perché il nazismo non era un monolite come immaginiamo, era come tutti i regimi dittatoriali, con vari uomini di potere, vari dittatorelli, ma in contrapposizione uno sull'altro, così il dittatore capo poteva dominare. Dividono l'Italia tra vari dipartimenti. Uno è il Dipartimento degli Armamenti, comandato dal generale Leyers. Questa è una storia curiosa. È quello che deve far produrre in Italia il maggior numero di armi possibile per l'esercito tedesco. L'altro era il Dipartimento della Manodopera, del generale Kaltenbrunner, che aveva il compito di reclutare in Italia il maggior numero possibile di lavoratori, di operai specializzati e portarli in Germania a lavorare nelle fabbriche tedesche. Erano due obiettivi in contraddizione, perché se io voglio produrre tante armi in Italia devo tenere gli operai specializzati, se li porto via. A Torino c'era come alla Fiat Vittorio Valletta, che era l'amministratore delegato, che era rimasto a Torino, mentre Giovanni Agnelli, il fondatore, era andato nella parte d'Italia liberata. E Valletta, capendo da uomo di straordinaria intuizione qual era la contrapposizione tra questi due generali, si è appoggiato anima e corpo al generale Leyers, che era quello che si occupava degli armamenti, di fare produrre armi, perché era un business per l'azienda e tratteneva tutti i materiali. E ha stabilito un rapporto così stretto che nel dopoguerra il generale Leyers è diventato il rappresentante della Fiat nella Germania Ovest. Quindi sono passati dalla collaborazione. Parli di farsa della socializzazione della Fiat, no? Certo. Nel libro. Ti voglio chiedere una cosa, perché poi le domande sarebbero 3.500, però parli di uno Stato senza capitale e spieghi anche perché Salò, perché come dire, per noi è un dato acquisito, era Salò, però tu spieghi dove erano i ministeri, spieghi strategicamente, no, questo pezzo di settentrione che senso ha? Beh, tanto perché era la zona più vicina alla Germania, quindi era quella più facilmente controllabile. Secondo, viene volutamente scelta una città che non fosse rappresentativa, perché portare la capitale a Roma voleva dire restituire allo Stato, alla Repubblica Sociale Italiana, una dignità e un'importanza che non era quello che i tedeschi volevano. Se la ragione è quella che dicevamo prima, cioè un colpo propagandistico rispetto all'opinione pubblica interna, serviva uno Stato restaurato, ma non con una capitale che gli potesse dare anche prestigio internazionale. Secondo, i ministeri vengono sparpagliati. Sparpagliare i ministeri è il modo migliore per non far contare il governo. Non è che allora facessero le riunioni in streaming come si fa oggi, per cui anche se siamo lontani possiamo ugualmente fare una riunione tutti insieme. Mussolini viene portato a Grignano, nella Villa Feltrinelli, ma per arrivare alla Villa Feltrinelli c'erano 3 posti di blocco tedeschi da passare. Vuol dire che i tedeschi sapevano perfettamente chi Mussolini vedeva e potevano impedire a qualcuno di andare a vedere Mussolini se non volevano che gli parlasse.
Mussolini si rende libero di fatto soltanto gli ultimi giorni. Il 18 di aprile, quando ormai lo sfascio è imminente, si sposta a Milano perché vuole andare a trattare di persona la resa con il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Altitalia. Ma sino a quando rimane a Salò è di fatto sotto controllo tedesco, i tedeschi gli mettono vicino un medico che si preoccupi che si preoccupi e allo stesso tempo lo controlli dal punto di vista fisico. Se posso aggiungere una cosa... Fai come se fossi l'autore, certo. No, perché a volte debordo a parlare. Io sono qua per interromperti al momento giusto. La debolezza di Mussolini viene molto in evidenza con la vicenda di Ciano. I tedeschi avevano promesso a Ciano di portarlo in Spagna da Roma, poi lo fanno salire su un aereo e lo portano in Germania, perché nella testa di Hitler e del gruppo dirigente tedesco bisognava vendicarsi dei traditori. Ed è una richiesta che viene dal basso anche, da quelli che entrano nella Repubblica Sociale. C'è una fortissima richiesta di vendetta contro i traditori. E Ciano era quello che si prestava di più, perché era il meno, come dire, vicino al sentire fascista. Era un dandy, uno che era arrivato a fare il ministro degli esteri perché aveva sposato la figlia prediletta del duce, non era uno che si era sporcato le mani come i sansepolcrini del 19, del 22, no? del primo periodo. Per cui si vuole che Ciano venga punito con un processo e con una condanna. Ecco, guardate la differenza tra Hitler e Mussolini. Mussolini, di fronte al processo a Ciano, non interviene né per fermarlo né per appuntarselo come merito. Lascia fare. Stretto sicuramente tra le tensioni. C'è la descrizione di una rissa furibonda che avviene a Grignano tra Rachele Mussolini e la figlia Edda Ciano, madre e figlia, che difendono il proprio uomo. Rachele Mussolini, per difendere il marito, vuole che Ciano sia condannato, e Edda Ciano, per difendere il suo, vuole che sia invece fatto scappare. La dice lungo sui drammoni anche familiari di quel periodo. Bene, Mussolini resta inerte, lascia fare. Quando Rommel, che era stato l'uomo di fiducia nell'esercito di Hitler, viene coinvolto nel tentativo della Rosa, come si chiama? Rosa di il tentativo di uccidere Hitler il 20 luglio del 1944, Hitler lo prende e gli dice: bene, adesso o ti suicidi o stermino la tua famiglia. Sono i due personaggi che non vuol dire che... Visto che poi Rachele di Edda, prima di poi farti anche intervistare da chi ci ascolta, ancora un paio di domande. Una è il ruolo delle donne, perché tu parli del corpo delle ausiliarie e ci fai capire anche del ruolo importante delle donne in quella stagione a Repubblica di Salò. Beh, le ausiliarie sono delle volontarie che entrano nella Repubblica Sociale, giovanissime anche lì, non ce n'è quasi nessuna che ha più di 20 anni, e curiosamente rivendicano le stesse cose che si trovano come rivendicazione da parte delle donne che vanno nelle formazioni partigiane. Ci sono in alcuni giornaletti pubblicati clandestinamente dalle formazioni partigiane delle donne che dicono: ma noi siamo venute qui per fare i partigiani e combattenti, non per cucire calzini e per far da mangiare. E le ausiliarie che chiedono allo stesso modo: noi siamo venute qui per andare in prima linea, non per distribuire dei pasti nei punti ristoro per i soldati. E l'unico reparto che le fa entrare come combattenti sarà quello di Borghese. Il che vuol dire che c'era però, al di là della collocazione politica, una crescita di coscienze e di consapevolezze trasversale, almeno in alcuni settori. Il rapporto delle donne con Mussolini nel ventennio è un po' particolare, perché il ventennio è il primo momento in cui le donne sono protagoniste. Ci sono organizzazioni femminili che prima non c'erano e nello stesso tempo sono ruolizzate come madri, come madri di eroi o come vedove di caduti in guerra, oppure come fattrici, per cui premi particolari alla natività, alle famiglie che avevano più di non so quanti figli. C'è però nel ventennio, conseguenza della crescita della società in quel periodo, una maturazione di consapevolezze che poi forse non a caso esiterà nelle scelte della Costituente, no? Quando la Costituente
quando non la Costituente, prima della Costituente, quando si fanno i decreti luogotenenziali per eleggere la Costituente, per tutti gli schieramenti sono d'accordo nel dare il voto alle donne. Poi si accorgono che hanno dimenticato di dare l'elettorato passivo però, cioè hanno dato alle donne l'elettorato attivo, il poter votare, ma non quello passivo, il poter essere votate. E allora fanno una rettifica al decreto luogotenenziale un mese dopo, per cui ci sono state poi 21, mi pare, donne elette nella Costituente. 21, sì. Il ruolo della Chiesa, perché ogni tanto compare qualche incontro importante e significativo in quei giorni drammatici. La Chiesa non a caso sta in piedi da 2000 anni, si schiera a cose fatte, nel senso che la Chiesa prende posizione ancora in tante lettere pastorali della Pasqua del 44 a sostegno dell'autorità costituita, e quindi la Chiesa del Sud a sostegno del Regno d'Italia di Vittorio Emanuele III e la Chiesa delle diocesi del Nord a sostegno della Repubblica Sociale. Questo al netto di scelte di singoli parroci che, anzi credo che poi... Stavano con i partigiani, certo. Partigiani, ma comunque credo in tantissime testimonianze di parroci che hanno fatto da mediazione nei momenti dei rastrellamenti, delle minacce di esecuzioni. E quello più importante, il cardinale Schuster lo fa anche a Milano il 25 aprile, dove il primo pomeriggio si trovano Mussolini, poi arriva anche il maresciallo Graziani e i capi del CLN dell'Altitalia, Marrazza, c'è Sandro Pertini. Mussolini propone di dare ordine a tutte le forze armate della Repubblica Sociale Italiana di deporre le armi in cambio dell'impunità per tutti. Non era possibile immaginare che si uscisse da una guerra civile di quella drammaticità con un pareggio, insomma, no? E quindi la richiesta viene rifiutata e Mussolini passa poi gli ultimi giorni alla ricerca di non sa bene cosa. Non c'era una strategia di uscita dalla guerra e non c'era forse neanche la consapevolezza che la guerra era finita proprio quel giorno, cioè come andava a finire ormai lo sapevano, per cui non si sa bene se Mussolini va sul lago di Como e poi percorre il lago di Como sulla riva sinistra. Voi lo conoscete probabilmente meglio di me, ma la riva sinistra, la riva occidentale del lago di Como è una riva, c'è una strada strettissima ancora oggi, mi pare in un punto c'è un semaforo perché non si incrociano due macchine, la montagna che strapiomba, cioè di lì non si scappa, mentre sulla riva destra sulla riva orientale ci sono delle uscite. Secondo una ipotesi è che volesse andare in Svizzera, in effetti prova ad andare in Svizzera, ma gli svizzeri non volevano avere grane, perché se facevano entrare Mussolini poi o lo consegnavano agli anglo-americani e quindi tradivano le tradizioni di ospitalità per i profughi che hanno in Svizzera, oppure non lo consegnavano e si mettevano contro gli anglo-americani. Da Svizzera hanno chiuso le frontiere e non è passato nessuno. Secondo altri voleva andare in Valtellina a fare il ridotto della Valtellina, cioè combattere fino all'ultimo per lasciare la testimonianza di un fascismo che cadeva in piedi. Secondo altri ancora fare lo Stelvio e venire da queste parti e cercare di arrivare in Germania, dove magari la guerra poteva andare avanti ancora qualche settimana. Poi è finita come è finita, a metà strada, insomma, a Dongo. Ecco, però è finita e tu spieghi che è un feuilleton, cioè anche raccontando le ultime ore, raccontando la simbologia delle ultime ore, fai capire che qualche mistero resta anche per lo storico e l'analista che c'è in te. Ma allora, su quello che la storiografia ha accertato è come Mussolini e i gerarchi vengono fermati. Vengono fermati in un posto di blocco poco prima di Dongo da un gruppo di partigiani che però non vede quante sono le macchine. In realtà c'era 1,5 chilometri quasi di macchine e 6 camion di soldati tedeschi. Capiscono che c'è qualcosa di grosso, intanto perché fine della guerra e lì si va oltre confine, e poi perché ci sono macchinoni di servizio, insomma. E però anche quelli della colonna Mussolini non sanno che cosa c'è di là. Se ci sono 20 partigiani ce ne sono 2000. Perché non si vede fisicamente, no? In realtà i partigiani erano una ventina. Se quei tedeschi avessero voluto sfondare non c'era problema. I tedeschi erano però dei soldati anziani, soldati di più di 40 anni, che venivano impiegati nella contraerea, e quello che volevano fare era tornare in Germania, non farsi prendere prigionieri all'estero prima che la guerra finisse.
per cui non erano dell'SS coi denti, col coltello tra i denti. Insomma, nasce questa contrapposizione tra questi due gruppi che si annusano, non sanno che cosa fare. Il comandante partigiano, un ragazzo di 25 anni, non so, io ho 2 figli, adesso sono un pochino più grandi, ma quando avevano 20 anni andavano a Torino-Portanuova a prendere il treno per Milano, 9 su 10 magari arrivavano a Genova perché erano così distratti che non guardavano il binario. Figurati una magari le repubbliche marinare sono nate così, nel senso che si può mai dire. Figurati a 25 anni trovarsi a dover gestire la storia. Questo capisce che c'è qualcosa di grosso, dice no, io devo andare a chiedere a Chiavenna, che è un pochino più su, al comando. E mentre vanno e ritornano, un po' prendono tempo, un po' ci sono difficoltà di spostamento, ci mettono 4 ore, ma tutti quelli della colonna Mussolini sono fermi, non possono fare manovra e tornare indietro perché non si gira. La montagna che strapiomba da una parte, il lago dall'altra, sono tutti gerarchi di Salò che hanno nei cofani delle macchine tutto il tesoro della Banca d'Italia di Salò. Secondo gli americani c'erano 8 miliardi di lire. Il famoso oro di Dongo. Allora qualcuno si impaurisce, però ci sono anche tanti civili, no? La gente che abita lì. Qualcuno comincia a aprire questi bauli, prendere dei soldi e darli ai civili in cambio di vestiti, di nascondigli. Insomma, la gente capisce che cosa c'è lì dentro. Fatto sta che quando i partigiani, finito il tutto, faranno la requisizione e conteranno, troveranno 1.800 milioni. Gli altri sono spariti. Altro aneddoto, su questa vicenda ho fatto un libro anni fa perché nel 1957 hanno fatto un processo a Padova sull'oro di Dongo che è andato avanti per 43 udienze, poi uno dei giudici popolari si è suicidato ma per motivi personali non legati al processo. Un processo, quando il giudice popolare viene meno, deve ricominciare da capo perché tutti i giudici devono avere sentito tutte le deposizioni. È stato rinviato a un nuovo ruolo e mai più ripreso. Ci sono però tutti gli incartamenti di questo processo ed è pieno di lettere anonime di gente che dice ma andate a vedere quel tale che prima della guerra era un poveraccio e adesso ha la moglie col visone, che era uno status symbol negli anni 50, o quell'altro ha comprato un distributore. Insomma, facciamo sto libro, a Mondadori organizza la presentazione a Dongo, nella sala del municipio dove era stato tenuto prigioniero Mussolini. E il sindaco viene, diciamo, sala strapiena. Il sindaco mi prende da parte e dice professore, ma lei nel libro fa anche i nomi? Dico no, guardi, dice basta guardarsi intorno, si capisce dalle ville che ci sono dove è finito l'oro di Dongo. L'ultima cosa che ti chiedo è sulla simbologia, arriviamo in Piazzale Loreto e tu spieghi insomma quanto è significativo anche il come. Beh, Piazzale Loreto è significativo perché intanto ci sono dei simboli. Il fatto di impiccare Mussolini per i piedi, appendere lui e gli altri gerarchi per i piedi, vuol dire rovesciare quello che è stato per 20 anni. No? Colui che ha rappresentato per 20 anni tutto non è più nulla e bisogna farlo vedere bene in quel modo. Poi Piazzale Loreto è una vergogna, nel senso che prendere a calci, sparare, orinare contro dei cadaveri è chiaro che è uno scempio. Però se uno guarda le immagini, perché le immagini non sono state riprese da un operatore americano, vede che ci sono delle donne con i bambini in braccio che vanno a vedere i cadaveri, ci sono degli anziani col bastone, non ci sono dei feroci bolscevichi. Cioè, a chi di noi viene in mente oggi di andare con un bambino in braccio se c'è un incidente per strada? Che vuol dire che la vita e la morte non hanno sempre lo stesso valore, no? Ciò che rappresentano adesso a Bolzano è diverso da quello che in questo momento rappresentano, che so, a Herat o in qualche altro posto dove si combatte in Afghanistan. Per capire, e qui allora possiamo chiudere tornando a Pansa, per capire cosa è successo allora, bisogna mettere insieme il prima e il dopo. Io faccio in questi casi un esempio di un paesino vicino a casa mia, vicino alla Val di Susa, diciamo. Il 30 di marzo del 1944 c'è uno scontro in piazza, nel senso che i partigiani riescono a sorprendere un gruppo di SS italiane, 32 persone, e 2 sottufficiali tedeschi che le comandano. Riescono a catturarli tutti, ci sono 2 feriti ma nessun morto, e li portano in montagna per scambiarli con dei prigionieri loro. 2 ore dopo arrivano i tedeschi, bruciano tutte le case che sono lì intorno e rastrellano tutti i maschi del paese, un paese di 4.000 abitanti. Dopodiché iniziano trattative,
2 ore prima che scada l'ultimatum, un tenente tedesco che si chiamava Renningen prende 51 di questi ostaggi e li fa fucilare. Il più giovane un bambino di 14 anni, il più anziano un contadino di 73. A quel punto i tedeschi se ne vanno, i partigiani restituiscono i loro prigionieri catturati, il paese è morto perché 4.000 anime e 51 morti vuol dire ammazzare tutti. Finisce il primo tempo. 3 maggio del 45, giorno della liberazione, trovano a Torino, una formazione partigiana trova il geometra Giuseppe Durando, che era il podestà di Cumiana, che dopo quell'eccidio era scappato. Lo prendono, lo portano in paese e lì sulla piazza del paese viene ucciso a colpi di forbice e di zoccoli dalle donne del paese, che sono le madri, le vedove, le figlie di quelli che hanno ammazzato l'anno prima. Se io racconto solo questo pezzo, do l'idea di rinni scatenate che uccidono una persona che qualunque tribunale avrebbe assolto, perché quel podestà non ha né comandato l'esecuzione, né sparato, né comandato il plotone. Se le racconto entrambe, non è che giustifico quello scempio, faccio capire perché è successo e faccio capire perché quel paese che ha avuto 51 morti in quel modo, fino al 1975, per 30 anni, non ha mai celebrato il 25 aprile, perché ricordava la vergogna subita, i 51 morti, ma anche la vergogna inferta, il linciaggio di un innocente. Ecco cos'è il Piazzale Loreto. Piazzale Loreto è la fine di una guerra civile. Dietro lo scempio ci sono tutti gli orrori di quei 2 anni. E in quel modo si capisce perché è successo, non si giustifica, che altra cosa. Grazie Gianni Oliva, grazie davvero. Allora, se avete delle domande, delle curiosità, è il momento giusto, per cui porgo idealmente a voi. Prego. Sì, quello è previsto, l'applauso si può fare, no? Anche la standing ovation si può fare. Prego. Parli con voce forte così la sentono. Poi penso che per la questione di registrazione ci voglia anche un microfono. Allora. Professore, penso che le idee che dominano incontrastate nell'odierno illuminismo di massa allontanano dallo studio della storia, o tutt'al più lo intendono come dovere della memoria, impegno a non dimenticare le vittime, obliando però il monito di Hannah Arendt. Esaminare gli eventi solo dal punto di vista delle vittime significa fare dell'apologetica che ovviamente non ha nulla con la storia. La domanda: non pensa che in Italia sarebbe necessaria una sanzione culturale per chiunque sostenesse fatti storici contrari ad una vera ricerca, a cominciare dalla attendibilità delle fonti e della corretta interpretazione, soprattutto per quelli del Novecento? Sostenere fatti storici con affermazioni e criteri scorretti nega l'utilità della storia. Grazie. Sì, allora io credo che lo storico non approda mai alla verità, perché non esiste la verità storica. La storia è una materia soggettiva, non oggettiva. Benedetto Croce diceva: la storia è sempre storia contemporanea, perché anche se parliamo di Fenici o di Romani, lo facciamo dal punto di vista del presente, no? E Marc Bloch, tra l'altro ammazzato dai nazisti nel 1944 a Lione, grande storico francese del Medioevo, diceva: la storia nasce sempre dalle domande che il presente pone al passato, gli occhi di oggi, come dicevi tu. Quindi da questo punto di vista non si può pensare che si arrivi ad una verità definitiva. Bisogna distinguere lo storico onesto dallo storico disonesto. Per esempio, quello che manca secondo me tra gli storici è un ordine, l'ordine professionale. L'ordine professionale non serve a difendere, non serve a difendere gli iscritti all'ordine, qua c'è il sindacato per quello, l'ordine difende il lettore. Io voglio poi possiamo discutere quanto gli ordini funzionano da questo punto di vista o meno, ma se io leggo l'Alto Adige e dice che, assolutamente, se arriva a Torino però, se l'Alto Adige scrive che questa sera c'erano tutte sedie vuote, vuol dire che chi ha scritto l'articolo è in malafede o non è venuto a vederlo, e allora è professionalmente da scartare. Se uno storico falsifica il passato o volutamente ne omette
come dire, delle parti sostanziose, è deontologicamente scorretto, di quelli che leggono deve capire per chi voti. Io ho fatto l'assessore in regione in Piemonte per il Partito Democratico, non so se si capisce da questo libro, spero di no, in genere capiscono il contrario, che fossi, perché... Sulla storia però, a proposito di quello che diceva lei, c'è un altro problema grosso qui in Italia, che siamo un paese dove a scuola la storia non è in onore, ed è molto più in onore la storia antica che la storia contemporanea, per cui se a uno studente si parla di battaglia di Canne o di Annibale è qualcosa orecchiato, ma se gli citi Piazza Fontana o Aldo Moro, no, e non per colpa sua. E credo che se un ministro avesse il coraggio, anziché comprare i banchi a rotelle, di decidere che si studia la storia della Rivoluzione francese in poi, da storico mi piange il cuore, perché c'è un sacco di cose che si perdono, ma se non si può studiare tutto, meglio il recente, perché la consapevolezza del presente nasce dal passato prossimo, non dal passato remoto. Qualche anno fa, professore, ho letto il libro Ombra Nera e poi ha riportato anche la strage di Cumiana. È un bel libro che davvero consiglio, oltre l'ultimo, anche perché nelle pagine finali, nei corpi speciali di Salò, ci sono le famose bande Koch, questo collegamento anche tra le SS italiane e la Repubblica Sociale che vorrei, se lei poi potesse un po' sviluppare. C'è però, da quello che ho letto nelle sue interviste in questi giorni, sull'Alto Adige, appunto, sul nostro bel giornale, qualcosa che mi consenta, io non condivido assolutamente. È stato citato stasera Luciano Violante. Luciano Violante a un certo punto dice il famoso onore ai vincitori. Però, sì, ai vinti, scusi. Però l'onore ai vinti, forse dimentichiamo quella bellissima risposta, e l'ho segnata proprio in previsione del mio intervento, che diede su Giorgio Bocca, su Repubblica e su Micromega. Si può andare sul sito e si può leggere. Se consente due battute, perché secondo me libera tutta la spazzatura intellettuale del revisionismo storico, del mettere sullo stesso piano i repubblichini di Salò e i partigiani. Scrive Giorgio Bocca: ma l'aspetto, onorevole Violante, che più mi ha dato fastidio nella sua apertura ai fascisti nostrani è stato il suo appello che più ipocrita non si può, a capire, tra virgolette, i ragazzi di Salò. Un appello che in pratica annulla il giudizio della storia, tutto parificando. Cercare di capire. Ma sono 50 anni che noi non ecumenisti cerchiamo di farlo, percorrendo tutte le ramificazioni della psicologia umana. Quelli che andarono a Salò solo perché ignoravano la storia, compresa quella del fascismo, quelli che per l'onore, per il mussolinismo, perché orfani di fascisti, per un ritorno al diciannovismo, per il duce tradito, anche quelli che erano più nazisti che fascisti. Ma cercare di capire i moventi e le pulsioni personali o di gruppo non significa, attenzione, cancellare, stravolgere quella che fu la storia di Salò in quei 20 anni, in 20 mesi, la storia di uno Stato fantoccio tenuto in piedi dagli occupanti nazisti e subito per sopravvivere e alimentato dalle speranze che i tedeschi vincessero, che cioè si attuasse il mondo della rigenerazione razziale e così via. Quindi mi sembra una risposta che spazza via quello che disse Alberto Violante, perché ancora 2 minuti. Se io oggi voglio attualizzare il fenomeno dei repubblichini, io non posso dimenticare, per esempio, che la magistratura qualche giorno fa, il 14 ottobre del 2021, assolve, la Corte di Cassazione, assolve quelli che avevano fatto il saluto fascista al famoso cimitero maggiore Campo 21. Non posso dimenticare, per esempio, che il signor Castellino, quello che ha assalito la CGIL, viene assolto dal GIP in estate, cioè non gli danno i domiciliari, e il GIP si chiama Roberto Solino. Non posso dimenticare che Roberta Marchiori, forse un nome che non dice niente a nessuno, è quella signora
giudice di Venezia che assolve Giulio Scarpa. Chi è Giulio Scarpa? Giulio Scarpa è quello che a Punta Canna, a Chioggia, metteva i famosi canti, eccetera, eccetera. Per non dimenticare poi la magistratura che assolve Casa Pound, che assolve Forza Nuova e dulcis in fundo, ultimo aneddoto, non dimentichiamo il signor Lucio Barani. Carneade, chi era costui? Lucio Barani era un deputato socialista, il quale, sulla spinta di quello che aveva detto Violante, nel 2006 chiede la pensione per i repubblichini. Allora tutto quello che sta accadendo oggi, forse semplifico al massimo, quello che sta accadendo oggi parte dal 1996, dal signor Luciano Violante. Ultima cosa, deve citare anche nel giardino, nel Sentiero di Ridi, nel libro di Calvino, anche una parte quasi finale del testo, là dove si dice il peggior partigiano comunque aveva dei valori, eccetera, eccetera, rispetto, ecco. Scusi se sono stato lungo. Facciamo sintesi finale. Prego. Sì. Raccogliamo la 3-4. È una domanda molto semplice, trae spunto dal titolo La Bella Morte. Ecco, La Bella Morte chiaramente trae origini dai poemi omerici, dai personaggi tipo Lord Byron, attraverso si parte da Iace di Sofocle, ecco, però è una definizione che è stata rifiutata per le persone, per coloro i quali hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Dico, perché il titolo? Perché questo titolo, La Bella Morte? Io brevemente volevo sapere, siccome l'Italia si è mancato un po' un processo equivalente a quello di Norimberga in Italia, insomma, la Germania ha fatto un po' i conti col processo di Norimberga, a noi forse questo passaggio fondamentale è mancato. Buonasera, solo una precisazione. Se ho capito bene, professore, lei in precedenza ha detto che durante il discorso di Mussolini, quando lui comunicò che le dichiarazioni di guerra erano state consegnate ai rispettivi ambasciatori, venne manifestato un consenso convinto da parte della piazza. Ho capito bene? Sì. Le ho fatto questa domanda perché da hobbista, non certo da esperto, ho fatto riferimento a Paolo Mieli, nella sua grande storia sostiene invece che il consenso fu ampiamente favorito da bande armate, però forse non ho capito proprio bene ciò che lei intendesse dire, insomma. Grazie mille. Bene, allora cominciamo da Bella Morte, che è il più veloce, nel senso che forse l'errore è stato non metterlo tra virgolette, nel senso che era riprendere quel titolo, A cercare la bella morte, di Carlo Mazzantini, che credo sia il papà della Margaret, no? Anche perché scrive benissimo, al di là di cosa scrive, ma come scrittura proprio bravissimo, che parla A cercare la bella morte come quello che è la ragione per la quale si va nella Repubblica Sociale negli ultimi mesi, sedicenni, quant'era lui. Quindi non è, come dire, un titolo di valore su quel tipo di morte, è la rappresentazione che quei combattenti facevano della morte. Del resto, così muore un italiano è una frase abbastanza recente, no? di un ostaggio che si alza in piedi, dice vi faccio vedere come muore un italiano. Poi per quanto riguarda invece il discorso più generale, io non credo che i mali di oggi nascano dalla frase di Violante. Credo che quei casi della magistratura che lei ha citato sono casi deplorevoli, però se parliamo di casi deplorevoli della magistratura ne troviamo tanti anche su altri argomenti, no? Non c'entra niente con la storia, ma da cittadino a vedere che c'è una infermiera che viene condannata all'ergastolo e a 30 anni poi e poi assolta, cioè, capisco che uno dia 10 anni e l'altro ne dia solo 5, ma dall'ergastolo alla soluzione, dal fatto che non sussiste all'ergastolo, mi pare se ne corrano. Credo che oggi ci siano dei rigurgiti
che nascono dai conti non fatti col passato, il discorso di Norimberga. Norimberga è servito anche tanto per assolvere. Cosa c'è di meglio dopo un periodo drammatico fare un processo, condannare a morte 5-6 persone, dire la colpa è stata loro. È servito anche ad assolvere tutti gli altri, no? Anche perché invece il male, come diceva Hannah Arendt, è banale, non bisogna essere cattivi per fare il male, purtroppo. Basta che qualcuno ti abbia fatto credere che ciò che è bene è male, ciò che è male è bene, e si fanno gli scempi. Io credo che il problema di questo nostro paese sia stato quello di non avere fatto i conti allora. Anche qui c'è una pagina bellissima di uno scrittore che non legge più nessuno, Mario Tobino, uno psichiatra, quello che ha scritto le libere... Lo citi anche tu a un certo punto. Quello che ha scritto Le libere donne di Magliano, perché si leggeva negli anni della riforma Basaglia, no? Beh, ha scritto anche un libro intitolato Il clandestino, che racconta le storie della sua città, Viareggio, dalla caduta di Mussolini, 25 luglio, sino alla liberazione. Più o meno all'inizio dice, il 26 luglio, giornata calda, i viareggini vanno a cercare il fresco in Viale dei Tigli, c'è tanta gente, e un cittadino si avvicina a un altro, gli dà di gomito e sottovoce gli dice, ma guarda che io in realtà sono sempre stato un antifascista. E l'altro si guarda un po' intorno e sottovoce dice, sì, ma anch'io sono sempre stato un antifascista. E Tobino conclude, e dentro mezzogiorno tutta Viareggio scoprì di essere sempre stata antifascista senza che nessuno se ne fosse mai accorto. Che è il ritratto di un paese... Siamo sempre italiani, no? Siamo sempre italiani. Che è un po' il ritratto di... Ora, i rigurgiti di oggi, secondo me, nascono da una parte da questi conti non fatti, dall'altro che abbiamo una politica così debole che ha bisogno di differenziarsi mettendo le bandierine sul passato. Io ho fatto attività politica e sono convinto che la politica sia bella proprio perché è diversità, perché è contrasto, perché è confronto, magari anche perché è polemica, ma sui progetti per il futuro, non sulle bandierine del passato. Non ha senso che ci sia Meloni che si intervenga per dire che la Shoah e le foibe debbono essere uniformate e qualcun altro da parte opposta che dice che la giornata del ricordo delle foibe deve essere abolita. Sono cose che devono far parte della storia e della coscienza comune di questo Paese. È che purtroppo la politica è così debole. A me piacerebbe sapere, ma mi piacerebbe proprio da cittadino, che cosa dicono di diverso Letta, Meloni, Salvini, Conte sul PNRR. Mi piacerebbe che uno dicesse io voglio investire tutto sull'istruzione, l'altro dicesse io voglio investire tutto a sostegno delle aziende. Sarebbero due visioni del futuro diverse. Invece non ci sono visioni del futuro diverse, non ci sono visioni, e allora si va a mettere la bandierina sul passato. È questo che penalizza, non so se l'avrebbe risolto un processo di Norimberga, sicuramente l'avrebbe risolto cercare di capire perché si era finiti in quella situazione, anziché assolversi dicendo tanto era tutta colpa di Mussolini e colpa del re. Per quello che diceva invece lei, a proposito di Paolo Mieri, francamente ci sono tanti filmati dell'epoca e tante testimonianze che vanno in un'altra direzione, ma vanno anche da parte di personaggi insospettabili. Non so, uno come Nuto Revelli, che è stato un grandissimo comandante partigiano, nonché scrittore di ottima penna. Nonché scrittore di questi argomenti. Uno che dice, ma se il 25 luglio mi avessero preso a calci perché ero un ufficiale dell'esercito, del Regio Esercito, magari l'8 settembre sei andato dall'altra parte. Come dire, la ragione per la quale si veniva da una parte o dall'altra era poca, perché non c'era una coscienza e una consapevolezza di quel che stava succedendo. Anche quelli che sono andati in montagna, non è che uno... Cioè, mio padre è andato con i garibaldini, mica non ha mai votato comunista, ha sempre votato democristiano, tranne l'ultimo anno, poveraccio, che ha votato, dice sono arrivato a casa, guarda, ho votato democristiano, ho votato il Partito Comunista e ho votato Bossi, così ho dato un voto a tutti. Dico papà, ma così però poveraccio, ormai era un po' andato. Voglio dire, uno andava in montagna perché il riferimento era lì. Sapevi che lì c'era una banda, ma il partigiano Johnny lo dice, il partigiano Johnny è un anglista, cultura anglosassone,
va a finire in una banda comunista perché il suo professore di filosofia, Piero Chiodi, era comunista, era andato in una banda di quel genere, poi in un rastrellamento incontra le formazioni badogliane, tra virgolette, gli azzurri, che sono più vicini al suo modo d'essere, e si sposta di lì. Per cui c'è proprio molta come dire, casualità da parte di una generazione però che era cresciuta con quei miti. Tutto quello che la scuola ha insegnato nel ventennio non è che si cancella facilmente. Io ho sempre avuto una testimonianza di mia madre, era nata nel 20, mi ha sempre detto che nel 39, quando Mussolini è venuto a Torino a inaugurare la Fiat Mirafiori, è andata in Piazza Vittorio, che è la piazza più grossa di Torino, a seguire il discorso del Duce, perché faceva il primo anno di magistero e quindi inquadrata in tutta la gioventù del Littorio. Poi dice però, io con una mia amica di corsa sono andata fino a Mirafiori, 7-8 chilometri, allora quasi tutti in mezzo ai prati, per vedere Mussolini da vicino una seconda volta. Dice, perché io ero nata nel 20, ero andata a scuola nel 26, Mussolini era già al potere, ero convinto fosse l'uomo della provvidenza di cui parlava il Papa, che fosse l'uomo che aveva restituito onore, dignità e prestigio al paese. E questo è, come dire, il dramma dell'incoscienza. No, volevo solo dire un'ultima cosa nel salutare, che Giampaolo Pansa ha detto alcune cose, ma anche Enzo Biagi ne ha detto una molto bella a proposito di Piazza Venezia. Diceva Mussolini doveva essere davvero un superdotato perché i suoi attributi riempivano la piazza, e secondo me è una battuta geniale, insomma, no? Perché effettivamente racconta molto anche di noi. Grazie a tutti voi, grazie davvero a Gianni Oliva. Grazie. Grazie.